Allora, ritorniamo qui, vediamo un attimo di capire ancora meglio le opportunità che ne potrebbero derivare, perché ovviamente siete un comune con una vocazione turistica, indubbio, assolutamente, per carità ci sono anche i residenti e tutto che si vuole, però un passaggio è necessario, un salto importante, facendo i conti con i benedetti patti di stabilità, ai quali i sindaci, contro i quali i sindaci stanno battendo. Voi vi siete arresi oppure no? E questo da capire, perché per fare certi investimenti, poi per carità ci sono i concorsi pubblici, i bandi di gara, tutte queste le normative che devono essere rispettate, però soldi servono. Adesso vediamo quello che sta succedendo con questi disastri atmosferici continui. Gli investimenti Genova non ha potuto farli o chissà cosa è successo, adesso si starà a vedere, però fatto sta che non sono stati fatti dei lavori e poi se ne pagano le spese. Ipotizziamo che le stagioni, come alcuni dicono, siano leggermente cambiate, che noi non diventiamo più il paese del sol splendente, dobbiamo aprirci a un tipo diverso di turismo, questo potrebbe offrire veramente quell'appeal importante, perché? Perché il tedesco ama il green, l'ambiente, l'aria pura, eccetera. Però bisogna trovare anche i fondi. Certo. A questo punto come la mettete? Che tipo di battaglia intendete intraprendere, se reputate di poterlo fare o riuscite ugualmente a far fronte a investimenti? Perché il governo dice una cosa però poi si tira in barca dall'altra. Ma infatti, adesso senza far polemiche, però noi come amministrazione comunale di Jesolo siamo uno dei pochi comuni in Italia che rispetta ancora il patto di stabilità. Di fatto noi abbiamo qualcosa come 16 milioni di euro in cassa, che sono soldi, diciamo, degli iesolani, delle tasse iesolani, che però noi non possiamo spendere per il fatto del patto di stabilità. Quindi io non dico tanto, ma il governo, secondo me, almeno per i comuni virtuosi, come possono essere Jesolo, quelli che hanno in attivo, che hanno soldi in cassa, dovrebbero allentarlo, quantomeno per questi comuni, e dargli la possibilità di spendere questi soldi, perché ci ritroviamo con una spesa ogni anno, solo per manutenzione stradale, noi spendiamo circa 200-300 mila euro all'anno per andare a sistemare i marciapiedi e le strade, e abbiamo 260 chilometri di strade su tutto il territorio, che vuol dire che praticamente è come partire da Jesolo e arrivare a Vicenza e tornare indietro sostanzialmente, e quindi noi appunto siamo bloccati dovuti appunto a questo patto di stabilità che non ci dà respiro. Motivo per il quale noi da parte nostra, ovviamente su qualsiasi iniziativa che può essere quella di andare a introdurre il fotovoltaico sui parcheggi, sulle aree pubbliche, noi ci ritroviamo in una situazione in cui non lo possiamo fare. Quello che possiamo fare in questa fase qua è quello di andare a stimolare i privati a poterlo fare per conto nostro, cioè nel senso nel privato agevolarli, dargli in pratica venirgli incontro sotto il punto di vista dei premi, diciamo delle riduzioni su quel che riguarda gli oneri. Per quel che riguarda l'aspetto pubblico noi purtroppo siamo proprio impantanati, ma come noi un po' tutti i comuni in Italia che non riescono, anche chi è sano e ha i soldi in cassa, a poter spendere. Se noi riuscissimo a avere la possibilità appunto di svincolare queste risorse, almeno per i comuni sani come i nostri, ecco che riusciremo a fare tutta una serie di bandi pubblici, dopo vince naturalmente il migliore, chi sì, esatto, fa l'offerta migliore, che sia una o un'altra, basta che sia sana e che rispetti in pratica quelli che sono i capitolati d'appalto, riusciremo sicuramente ad andare a rinnovare la città in maniera proprio radicale, quindi bene il discorso magari dell'illuminazione pubblica che col fotovoltaico si automantiene, i consorzi stanno portando avanti un progetto che è quello di illuminare quindi tutta la spiaggia con il mini eolico, tramite appunto anche con di studi di fattibilità che ho visto che sono molto interessanti e che naturalmente dovranno poi andare al vaglio della sovrintendenza, ma diciamo fin tanto che il governo non svincola il patto di stabilità, almeno per i comuni sani come il nostro, giustamente noi siamo ancora ingessati. Ecco, è quello che i cittadini restano sconvolti, perché a un certo punto potrebbe essere questa la chiave di volta. E allora ci si dice, ma questi soldi sono già stati impiegati, ovvio, non ci sono più, cioè sono sulla carta, no, lì nella tesoreria, però esatto. di fatto però non ci sono più, perché altrimenti, siccome queste imprese, Italian Solar fa parte di quelle che poi sono riuscite ancora a agganciare, a continuare a lavorare con fatica incredibile, eccetera, sensibilizzando, facendo comunicazione e strategie varie, di alta qualità. Però le altre stanno morendo. Se ogni comune virtuoso
E nel Veneto ce ne sono tanti, nel nord-est ce ne sono tanti, rispetto ad altri paesi d'Italia che invece ne approfittano. Potesse mettere a disposizione delle imprese, artigiane o non artigiane, eccetera, avremmo le costruzioni che comunque farebbero qualcosa, le scuole che verrebbero ristrutturate, abbiamo crollato un soffitto proprio qua a Padova in un istituto scolastico, quindi che dir si voglia di Renzi, non ce n'è. Insomma, sono situazioni veramente incresciose per l'imprenditoria, per i lavoratori che vengono lasciati a casa, per voi comuni che restate indietro rispetto a competitors a questo punto di altri paesi, perché quando si parla di turismo siamo ai confini con la Croazia e la Slovenia che strizzano l'occhio ai turisti, se li portano anche a casa con degli allettamenti, anche i nostri stessi, ma perché dobbiamo restare indietro? Quindi è un po' una incongruenza, far leva magari sul governo su questi aspetti in modo forte. C'è stata delle levate di scudi dei sindaci, però forse non così sentita, perché io sento tante categorie produttive che sono inferocite in pratica. Cioè, ma pensi solo per noi nel nostro piccolo, con 15-16 milioni di euro che abbiamo la fermi e non possiamo spendere? Perché sono soldi dei cittadini nostri. Che a Benetelle venga rappresentanza di... Lei pensi che economia si andrebbe a generare per sistemare strade, per i diventerebbe il comune stesso. Certo. Noi abbiamo fatto 25 milioni di opere pubbliche, non direttamente noi, ma tramite gli accordi di programma sui piani urbanistici, che diversamente la città non sarebbe quella che è adesso. Cioè tutte le piazze che sono state rifatte, tutti i marciapiedi che sono stati rifatti, tutto l'arredo urbano, sono stati fatti grazie agli accordi. Ovviamente adesso noi siamo comunque fortunati perché entro i 300 metri dal mare, comunque la città sotto il punto di vista immobiliare è una città che ancora funziona fortunatamente. Siamo una delle poche realtà che ancora ha un buon appeal verso l'esterno, i prezzi non sono andati giù, eccetera. Però giustamente anche noi risentiamo un po' di rallentamento. Se questo rallentamento lo avessimo avuto 10-12 anni fa, ovviamente avremmo una città completamente diversa. Secondo me anche il governo dovrebbe stimolare sulla ristrutturazione edilizia, fatto salvo che andare a coinvolgere magari nuove fette di territorio, ritorniamo sul discorso ambientale, è sbagliato, ma chi va a ristrutturare il proprio albergo, mettere a riassestare, eccetera, va a fare opere pubbliche, dovrebbe essere premiato. Secondo me, io spero che il governo Renzi, visto che anche il Presidente del Consiglio è un ex sindaco, finalmente abbia più sensibilità degli altri. Avrebbe dovuto averla, però chissà nei fatti cosa blocca. Ma quello che diceva l'assessore è una cosa appunto allucinante, il fatto che io comune ho soldi in cassa e non posso spenderli, cioè il patto di stabilità doveva avere tutt'altro finalità, quella di bloccare chi spendeva soldi che non aveva, per evitare quei famosi buchi che sappiamo tutti, no? Ma invece è stato applicato in maniera assurda e di conseguenza ecco ne paghiamo le conseguenze, cioè il virtuoso paga per quello che invece non è virtuoso. Ma infatti noi siamo a garanzia di comuni che praticamente non riescono a rispettare il patto di stabilità ed è un assurdo, perché si tiene tutto indietro, no? Quindi per sollevare gli ultimi della classe tutta la classe scende di livello. Cioè, per carità, sotto il punto di vista è giusto, in una nazione è giusto anche reciprocamente aiutare, ma almeno i comuni che sono, perché dopo alla fine il cittadino, anche quando ha il problema del lavoro, il problema di non pagare la retta scolastica per i buoni scuola, noi abbiamo la colonna tutte le mattine. Cioè, i comuni oggi, il sindaco in testa insieme agli assessori, sono sostanzialmente in frontiera, cioè sono quelli proprio in frontiera che giornalmente si confrontano con i cittadini con problemi puntuali. Cioè, e quindi secondo me voglio dire, un assessore che prende lordi 1.000 euro al mese dedica più tempo a stare in comune che non al proprio lavoro, è giusto, lo fa con senso civico e tutto, però quantomeno dà lo strumento per poter risolvere i problemi della gente. Questo è il dato vero, perché uno è là con spirito di sacrificio per risolvere i problemi, per migliorare la città, per fare del bene, ma giustamente nel caso specifico come il nostro, che abbiamo questi soldi in cassa e non possiamo spenderli, è una roba che veramente grida vendetta. Tra l'altro c'è anche una certa difficoltà ad andarla a spiegare ai cittadini. No, infatti io il problema è questo, perché vai a spiegare perché tu non puoi spendere, perché la legge non te lo fa spendere. Cioè.
Sì, perché il cittadino dall'altra parte, lo vediamo tante volte dai messaggi che ci arrivano, anche dalle mail, dice ma scusa, io pago le tasse, sono bravo, sono tutto perché voglio avere dei servizi. Se poi questi soldi vengono incamerati, allora mettimi tasse più basse. Ed è giusto che sia così, perché non incamerarne più? Almeno dai a me un margine maggiore, almeno faccio bella a casa mia, tra virgolette, mi metto 2 pannelli, mi cambio la caldaia, almeno io divento rispettoso dell'ambiente, ma non che adesso arriva la Tasi, tutte le altre ondate di tasse, tutti pagano e poi alla fine non si possono fare i lavori, cioè è congruo il ragionamento, bisogna stare anche attenti da questo punto di vista. Presidente, volevo chiederle, voi comunque in passato siete riusciti, anche quando la stretta del patto era più idonea, a vincere dei bandi pubblici e a partecipare a dei lavori importanti con la provincia di Padova, con le istituzioni, con l'Ater, certo. con dei progetti significativi che hanno recuperato degli immobili o comunque messo a reddito degli immobili passivi, gli edifici della provincia, del museo, della... È verissimo tutto questo. E sono stati importanti tra l'altro, e adesso invece cose del genere sarebbero più difficili perché c'è un sistema che un po' è andato ad arrancare invece che migliorare. Sì, perché la stretta, diciamo, burocratica diventa sempre più coinvolgente, no? Però diciamo o con le partecipate o con strumenti o anche in gara d'appalto, ecco, noi siamo riusciti in tempi non remoti, fino a un paio d'anni fa, a fare importanti lavori di riferimento. Però diciamo che oggi la crisi generalizzata eccetera ha portato a un restringimento ulteriore, ci si, non dico nasconde, ma si mette in campo il patto di stabilità e da questo non ci si muove. Ci sono anche altre opportunità, come ha detto l'assessore, con la possibilità di fare altri interventi. Io direi comunque, per restare nell'ambito di Jesolo, che è quello che ci interessa, perché il 18 è dopodomani, per così dire, e noi dovremo, ecco, abbiamo portato anche una delegazione di Friburgo, della Camera di Commercio e degli Artigiani di Friburgo, per far toccare con mano che è un ente economicamente più consolidato di tutto il territorio di Friburgo, pertanto disponibilità monetaria importante, ecco, per cui sono anche riusciti a fare tante cose. Porteranno la loro esperienza per far capire, perché allora noi puntiamo giustamente il coinvolgimento del comune, ci è d'obbligo perché vuol dire che partecipa alla possibilità che i suoi come dire, alberghi, che gli edifici del loro territorio abbiano queste possibilità. L'assessore stesso dice, beh, valutiamo l'opportunità di ridurgli determinati oneri, di fare certe tipologie che vanno a vantaggio, che questo non rientrano nel patto di stabilità, cioè dobbiamo sempre trovare delle vie traverse per dare un po' di sostegno a chi fa cose che gli altri non fanno, perché altrimenti... E mi sembra che l'amministrazione comunale di Jesolo sta lavorando su questo, pertanto un plauso da parte mia, perché non è banale tutto questo. Infatti. Detto questo, dico... Ma dovrà essere di esempio, infatti è importante questo, cioè bisogna cominciare da qualche parte. Sono convinto che la città di Jesolo sarà la prima a partire in ogni caso, perché si è messa in gioco. E quando ci si mette in gioco non c'è più niente da fare, bisogna rispettare, perché oggi il cittadino ci guarda con la lente di ingrandimento, guardano l'amministrazione, guardano gli assessori, non si può più dire sì faremo, la gente dice no facciamo. Io ho visto molti soggetti, titolari di alberghi eccetera, disponibili, addirittura mi sollecitavano a trovare la soluzione con i beni ambientali per ridurre i tempi di attesa, perché noi sappiamo, adesso noi abbiamo, mi auguro che siano presenti i responsabili degli uffici preposti appunto alla tutela ambientale, in modo tale da far percepire che c'è questa volontà nella cittadinanza, non è solo l'impresa e l'imprenditore unico che vuole fare... Sì, spieghiamo un attimo a chi non è detto cosa c'entrano i beni ambientali. I beni ambientali immagina in una città come Jesolo cosa possono c'entrare? Sono quelli che danno il visto finale in un progetto. Prima noi facciamo il progetto, lo presentiamo al titolare dell'albergo, a chi deve spendere i soldi, e questo passa in comune. In comune va deliberato salvo approvazione dei beni ambientali, che è l'ultimo passaggio, ma che è il più difficile perché hanno tempi mai certi, primo, e difficoltà che vanno valutate. Per esempio a me è stato detto sì, noi dobbiamo, le energie rinnovabili vanno benissimo, però che siano più, come dire, meno visibili possibili. Il fotovoltaico non è possibile nasconderlo, perché
i tetti degli alberghi di Jesolo sono tutti piccolini perché sono cresciuti in altezza e pertanto ho qui 150-200 metri quadri, 500 al massimo, ma non mi è sufficiente per mettere l'impianto, devo usare le facciate, i poggioli, eccetera. Noi abbiamo fatto dei bellissimi progetti con tipologie appunto diversificate, ma che sono anche un arredo. In Germania lo usano anche su ambienti cosiddetti storici, nel senso che sono nati dopo guerra e hanno caratteristiche, ma mi fanno le facciate. Anche noi abbiamo iniziato a fare questo molti anni fa, anche su fabbriche, eccetera. Però non è ben visto da determinati enti, allora noi dovremo saper vincere anche questa difficoltà, dimostrando che l'impatto è anche un impatto positivo, perché il cliente che viene su un albergo e vede che c'è o la mini eolica sul tetto che mi gira e pertanto mi dà il senso ma è vero, anche di innovazione comunque. Esatto, e anche tocco con mano la possibilità che sia reale, non basta che io metta la targhetta questo albergo è green, perché può essere come molti che stanno acquistando l'energia non solo dalla Germania ma anche dalla Nuova Zelanda, in altre zone remote, e mi portano a casa la certificazione del certificato bianco. Per carità, tutto bello, ma non è la stessa cosa che me lo faccio in casa e che riduco realmente l'inquinamento nel mio territorio. Io non riesco a recepire, c'è una differenza importante, perché di fatto io posso misurare a livello cronometrico quanto CO2 non emetto in atmosfera facendo 100 kW di fotovoltaico o 1 megawatt o 2 megawatt. Ecco, questo è molto importante. Assolutamente, parliamo ancora di questo dopo la pubblicità, pochi secondi.